chiusura il 16 settembre, giorno in cui è prevista la consegna finale. Solo dopo, specificano i comitati, ci sarà una grande manifestazione a Cagliari, nonostante quelle già annunciate per le settimane precedenti, come quella in programma per il 30 agosto, con un corteo che da Piazza dei 100.000 si muoverà sino a via Roma. Ma quelli che si svolgeranno prima del 16 settembre, spiegano, non sono organizzati da chi lavora per la raccolta firme per la Prato Bello. Allora, ho riguardato il video, ragazzi. Mi dispiace, chiedo scusa al comitato di Utah perché il servizio che parla di quella cosa è il servizio dopo. Io ero convinto che fosse lo stesso servizio, invece no. Stacca, parte un altro servizio in cui viene detto questo. È successo lo stesso giorno, è successo a pochi secondi dal servizio di Utah. Io, siccome io mi ricordo le cose a memoria, ho sbagliato, mi dispiace. Quindi non è stato detto durante il servizio di Utah, mi dispiace, raga. Mi ricordavo di aver visto il servizio di Utah e poi aver sentito quella cosa, invece era il servizio immediatamente dopo. Che non cambia tantissimo, perché ci sono altri personaggi in quel servizio, quindi la cosa non cambia tantissimo, però devo dire che non era il servizio di Utah. Ieri ho sentito Davide, siamo chiariti. Tutti quelli che si sono arrabbiati ieri saranno contenti domani per il resto del video. Io non sto prendendo le parti di nessuno, sto solo cercando di fare chiarezza. Questa cosa non era chiara, infatti quello era il servizio sbagliato. Scusami Davide, non era il tuo. Il giorno dopo del video virale è sempre un momento difficilissimo perché ricevo decine di messaggi, telefonate, faccio i conti con le persone felici del mio video e le persone arrabbiatissime. Per chi non l'avesse capito, il video di ieri era un video a favore dell'Unione Sarda, per quanto assurdo possa sembrare. Riguardatelo, ascoltate bene quello che dico, perché la cosa più importante di quel video è accettare il fatto che l'Unione Sarda è fondamentale per l'informazione su questo problema che stiamo vivendo. Allo stesso momento bisognerebbe dividere gli interessi privati, politici, da questa protesta. È molto difficile farlo. A me non interessa se qualcuno ha interessi privati, gli interessi privati sono alla base di tutto. L'editoria è un negozio, non sono contro gli interessi, secondo me dovrebbero essere divisi dal racconto della protesta, tutto qui. Quello che chiedo io è questo e penso che sia l'unica cosa che potrebbe far funzionare questa collaborazione tra protesta e Unione Sarda. Seguo volentieri il consiglio di Andrea che ha detto bisogna sempre perdonare. Certo, io ho detto non li perdono perché io sono tornato a casa dopo la manifestazione e non vedevo l'ora di guardare il servizio dell'Unione Sarda, come faccio tutti i giorni, io guardo tutti i giorni i servizi dell'Unione Sarda. Quel giorno là sono stato molto deluso, come penso tantissime altre persone. E l'ho trovato un tradimento, infatti non ho detto l'Unione Sarda strumentalizza, manipola, perché quello lì entriamo in un altro meccanismo, lì diamo ragione a quegli altri che dicono che siamo manovrati da un editore, che non è vero. Ecco, quindi io ho usato quella parola proprio, è un po' brutta, però no, era tra la scelta di tutto, è meglio usare tradimento che strumentalizzazione. Quel giorno c'è stata una piccola mancanza di rispetto nei confronti delle persone che erano in piazza. Mi dispiace per quelle persone che sono rimaste deluse, ho avuto messaggi un po' tristi, gente che dice proprio tu fai queste cose. E ho visto che c'è già la tifoseria gialla, la tifoseria gialla, c'è già la tifoseria, si sono già create le tifoserie. C'è chi dice Nuragi che è con noi, e gli altri Nuragi che è contro di noi. A quelle persone che mi hanno detto grande sei con noi, sono contento, gli ho risposto che sta arrivando una valanga di fango anche sopra di loro. Io non ho preso alcuna posizione. Io ho parlato solamente dell'argomento più semplice che volevo trattare prima di altri argomenti più difficili. Quindi quello che sta arrivando dall'altra parte è 1000 volte peggio di quello che è arrivato da questa. Quindi io vi chiedo di avere un attimo di pazienza. Io ho avvisato un po' di persone di questa cosa, non sono uscito fuori di testa, ho parlato con un paio di persone, quelle che io ormai reputo le persone più fidate per me, ho avvisato le persone che io volevo avvisare di questa cosa, mi sono consultato con le persone con cui mi volevo consultare, quindi questa non è una cosa fatta a caso, è un'operazione seria che servirà a fare un po' di trasparenza su tutto e a migliorare la protesta. Quindi ragazzi non sono impazzito, ho solo resistito il più tempo possibile davanti a tutto questo casino che ha fatto altre persone, non io.
Ok, io posso commentare il casino. Posso commentare il casino? Posso? Comunque adesso vi faccio sentire il video che ho registrato ieri per voi. E sera, oggi ho pubblicato quel video che ha fatto un po' di rumore e ho ricevuto decine di messaggi, telefonate, ho parlato con tutte le persone che mi conoscono da sempre, che, vabbè, non tutte, alcune. E quindi, siccome alcune di queste considerazioni, feedback che mi vengono fatti sono tutti un po' uguali, allora ho deciso di mettere insieme un paio di cose per chiarirle subito. Una delle cose che mi chiedete spesso è se io sono contrario alla legge Pratobello. Assolutamente no. Io non volevo che da quel video sembrasse che io fossi contrario alla legge di Pratobello. Assolutamente no. L'ho solo nominata perché era stata usata nella frase del servizio in cui si è detto il 30 agosto diverso da Pratobello, ma non sono contro, anzi, chi mi conosce, chi mi ha sentito parlare in pubblico dai primi giorni di Pratobello, sono decine e decine di persone, possono confermare che io ho da subito, il primo giorno che se ne è parlato, detto che servivano almeno 100.000 firme per Pratobello. Perché non importa tanto poi il futuro di questa legge, se viene modificata, se viene cestinata, se viene annullata, qualsiasi cosa, o se passa. E non è molto importante quello. L'unica cosa importante è il numero delle persone. Io ho sempre detto questo, si parlerà solo del numero di persone. Quindi firmare è come partecipare a una manifestazione in cui ogni testa conta. Io sono andato subito a firmare con i miei genitori, ho anche le immagini se le volete vedere, volevo fare un bel video, volevo raccontare, volevo invitare le persone a firmare, però purtroppo in quei giorni, ragazzi, è successo il finimondo. È mesi che non collaboro più con i comitati, infatti se vedete i miei ultimi video io parlo solo con persone comuni che vengono anche da fuori, cerco di parlare con delle persone nuove, ecco, in questa protesta. Sono convinto che bisogna continuare ad andare in questi ultimi giorni utili. Ho fatto i complimenti ai comitati quando li ho visti, vabbè, quelli che ho incontrato di persona. C'è qualcuno che si ricorda che gli ho fatto i complimenti per i banchetti il giorno della manifestazione del 30? Qualcuno c'è che se lo ricorda, che io sono andato e gli ho detto complimenti per i banchetti. Non gli ho detto complimenti per questo che avete fatto qui, perché quello che avete fatto lì non era necessario quel giorno. Si poteva evitare, era un affrontino un po' sfacciato. Andate tutti a firmare Pratobello, ricordatevi che non è un voto, ma è una firma. Si può far capire al governo regionale italiano che i sardi innanzitutto sono tanti contro la speculazione energetica e poi vogliono anche provare a usare uno strumento democratico come la legge di iniziativa popolare, che, badate bene, la legge di iniziativa popolare non è di chi la propone. Ci vuole qualcuno che fa iniziare un'iniziativa, purtroppo molti avranno perso l'occasione, molte persone che non ci hanno pensato prima. Comunque il sindaco di Orgosolo, con l'aiuto di alcune persone, di altri comitati eccetera, hanno messo questo progetto sul banco, è stato appoggiato da tantissime persone e io credo che questa è una protesta decentralizzata, quindi chiunque deve poter scagliare la propria freccia e non bisogna ostacolarlo. Chiunque si batta per qualcosa insieme a noi merita di avere una chance. E quindi io sono subito stato contrario ai comitati che non hanno aderito a Pratobello. I comitati, non pensate che farò un video in cui dirò quello ha fatto questo, no, non farò quello, anzi questo lo dovete fare voi. Dovete andare, c'è una cosa su Facebook, privacy e attività, adesso non so, ci sono tutte le attività. Leggetevi tutti i commenti e tutte le cose che avete scritto nell'ultimo mese e mezzo. Fatelo voi, non lo faccio io. Io non farò questo, non prenderò le cose che avete scritto e ve le sbatto in faccia. Andate a leggerle voi però, almeno questo fatelo. Quindi parlerò dei comitati in un modo onesto, la gente deve capire chi sono i partecipanti a questa lotta, tra cui i comitati che sono... c'è mistero attorno ai comitati e dobbiamo togliere questo mistero per... Io vi farò un favore, voi comitati, vi farò un favore parlando di voi. Quindi abbiate pazienza, aspettate, perché io sto facendo veramente un grande sforzo per cercare di
evitare che continua questa valanga di fango che ci stanno buttando addosso l'uno e l'altro. Quindi quel continua alla fine di quel primo video, continua davvero. Affronterò l'argomento di Saccargia. Saccargia non è stato un flop, quella è una cosa di cui non ho potuto parlare mesi fa, ma ne parlerò molto bene nei prossimi giorni. È già pronto il video, questi video sono tutti pronti, io è un mese che registro queste cose, sono tutte pronte, le ho solo divise in argomenti e ve le pubblico tutte, quindi, e non sto qui ad attaccare nessuno. Io oggi non voglio... un'altra cosa, oggi ho detto quella cosa, Cappellacci va tenuta alla larga da questa protesta. Allora, chiedo scusa perché nessuno mi ha contattato dicendomi cose, però in effetti riguardando questo video è un messaggio brutto. Io non conosco la persona personalmente, quindi non è giusto parlare così. E quindi quello che volevo dire io era uno sfogo personale, ma poi è quello sfogo che fanno tutti. C'è questa cosa che è comune a tutti gli ex presidenti della regione, ok? In questa lotta in cui ci troviamo ci sono questi big players che sono tutti gli ex presidenti della regione, tranne l'ultimo, ma magari l'ultimo arriverà più avanti di nuovo. Quindi c'è questa cosa che gli ex presidenti della regione sono in corsa per risolvere i problemi della terra di cui sono stati governatori un tempo. Quindi questo è un grandissimo problema, secondo me. Bisognerebbe evitare che i poli siano ex presidenti della regione, perché è comunque così. Adesso poi ne parlerò un po' meglio, ma con tutto il rispetto, ragazzi, io non voglio insultare o fare commenti brutti sulle persone, voglio fare chiarezza. Questi video serviranno a avere una protesta migliore, più forte, più potente. Dobbiamo dire la verità, tutti dire la verità, e ci liberiamo di questa cosa, ci sputtaniamo un pochino tutti quanti e andiamo avanti. Dobbiamo ripulirci di tutta questa vergogna che abbiamo addosso. Quindi io non intendevo dire Cappellacci alla larga dal movimento. Certo, io non lo vedo un Cappellacci al presidio a piantare gli ulivi a piedi nudi e a mangiare la pecora con le mani. Lo vedo dov'è? Nel palazzo, insieme al suo partito, a spingere, a cavalcare l'onda come tante altre persone. Quindi il mio messaggio viene da lì e mi dispiace che è stata usata la protesta del 30 agosto per uno spot politico di alcuni esponenti di un partito che poi io non è che ce l'ho con Forza Italia, anzi, onestamente, se Berlusconi fosse ancora vivo probabilmente era anche lui dalla nostra parte, quindi io non ho i pregiudizi. Sto solo dicendo che non c'è tempo da perdere, dobbiamo muoverci, bisogna muoverci subito. Il presidio di Oristano è stato schiacciato in una settimana, i manifestanti sono stati educati a spostarsi, non può funzionare così e se ci dividiamo ci schiacciano. Quindi questi video serviranno per essere più forti di come siamo ora. Poi concludo dicendo che non ce l'ho neanche con Mauro Piri, visto che ho parlato di Pratobello, io non ce l'ho con Mauro Piri, assolutamente. Alcuni dei suoi interventi sono fra i documenti più preziosi di questa protesta. Vi cito solo le immagini di Oristano, che sono il documento più importante che abbiamo di quelle giornate. La girate Mauro Piri, io l'ho pure condivisa. Non lo conosco di persona, se volete dirò due parole, perché io gli ho scritto una volta che si era occupato di un sito archeologico, 10 anni fa, e mai più, perché avevo iniziato il sito nuragic.com, quindi io non ho pregiudizi contro nessuno, io non ho veramente nessun problema con nessuno, e offro anche, se volete, chi vuole dire due parole, se ci sono persone che vengono toccate da questi video e vogliono aggiungere qualcosa, potete farlo, siete invitati a farlo nei miei canali, mi mandate il video che volete dare una risposta, se volete aggiungere qualcosa, se io magari ho fatto qualche imprecisazione, potete farlo. Quindi io sono aperto a tutto, ragazzi. Adesso il prossimo video, Saccargia non è stato un flop. Mi tocca. E poi non ce l'ho neanche contro l'Unione Sarda, non so se vi siete persi il pezzo nell'altro video dove
Dico che è fondamentale l'informazione, che quello che scrivono è vero, però è un momento in cui bisogna educare un po' tutti. Quindi io, se qualcuno dell'Unione Sarda ha visto quel video, magari può anche decidere di aggiustare il tiro, di cercare di accettare anche qualche compromesso, cercare di collaborare tutti insieme. Dobbiamo collaborare tutti insieme, tutti, 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 tutti. Io penso che nel momento in cui collaboriamo tutti io ho smesso di fare quello che faccio. Non ci sarà nessun bisogno di fare niente. Avremo vinto.